Ragazzi, l'ho detto prima, religioso silenzio, ma soprattutto grande rispetto per la nostra nazione. Abbiamo bisogno soprattutto che voi ci crediate e abbiamo bisogno, quando mettiamo l'inno, che ci credate ancora di più, perché l'Italia è un grande paese e se cominciamo a crederci noi, l'Italia può crescere ancora. Questo qua lo dico col cuore. Spero che mi fate un applauso spontaneo. Prego. Applauso al nostro grande amico Vigo. Le scolaresche, ringraziamo i professori, ringraziamo tutti veramente, tutte le organizzazioni, le associazioni che hanno partecipato. Oggi ci sarà un'altra grande manifestazione, è un giorno di festa. Grazie Federica, grazie Sindaco, grazie veramente di tutto.